Ieri mattina il sindaco Armelò e l'assessore al trasporto Maria Rosa Boscolocchio si sono presentati alla fermata del bus di Sant'Anna per verificare l'andamento del servizio, date le criticità che si sono verificate il giorno precedente proprio alle fermate di Sant'Anna e di Cavanella d'Adige, dove ci sono stati problemi sia per la capienza dei bus che per la collocazione della fermata. Comprendiamo che qualsiasi tipo di servizio necessita di un tempo per calibrarsi, ma si dovrebbe partire comunque da un'idea abbastanza precisa su quanti studenti prendono il bus tutte le mattine e sul luogo in cui va collocata la fermata, non certo sulla corsia opposta, costringendo i ragazzini ad attraversare la strada statale Romea. Da ieri il bus ha messo a disposizione dell'utenza di Sant'Anna una capienza di 50 posti, non più di 25. Apprendiamo infatti dal Corriere del Veneto Online che per questa settimana a Riva Veneto ne ha noleggiato uno con maggior capienza. Dalla prossima settimana dovrebbe tornare disponibile uno dei mezzi messi a disposizione da ACTV, che ora si trova in officina. La fase di assestamento sta proseguendo anche alla ricerca di orari di passaggio bus coerenti col suono della campanella a scuola, in modo da non far arrivare i ragazzi troppo tardi, ma molte carenze sembra presentare anche il servizio a chiamata, che mette l'utenza in una lista nera se non si presenta all'orario pattuito, ma non sappiamo come agisca nel caso in cui a non arrivare sia proprio il bus prenotato e atteso. Sembra che ciò capiti con una certa frequenza. L'assessore Chio ci tiene a precisare che il servizio a chiamata non è una sua proposta e lei stessa afferma che può garantire un servizio migliore, ma in aggiunta alle corse fisse, non in sostituzione. I cambi di orario e la mancanza del bus prenotato fanno sì che l'utenza delle frazioni non possa che giudicare ora negativamente tale servizio. Tra i commenti c'è chi se la prende con Arriva Veneto, ma l'azienda privata offre un servizio in base a un corrispettivo, probabilmente mettendo nel capitolo trasporto maggiori risorse, il servizio essenzialmente non potrebbe far altro che migliorare. Per il momento l'esperimento è ben lungi dall'essere riuscito e sta mettendo i residenti delle frazioni che non hanno altre alternative al bus in una situazione di stress che non è sana, soprattutto visto che è provocata da un servizio che dovrebbe essere pubblico. Arriva Veneto è subentrata dal 1 gennaio, da allora è passata poco più di una settimana, solo da un paio di giorni è cominciata la scuola e il servizio ha mostrato innumerevoli criticità che si spera andranno ad appianarsi nei prossimi giorni, trovando, come suol dirsi, la quadra. L'amministrazione dovrebbe far tesoro di tutte le criticità che si stanno manifestando ora, come un servizio emergenziale, per quando presenterà i termini del bando, in modo che il servizio richiesto sia subito ottimale. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.